L'approvazione della mini manovra finanziaria da parte dell'Assemblea regionale siciliana rappresenta un risultato importante per dare risposte tempestive a bisogni concreti a partire dal contrasto alla povertà e al disagio sociale. Ringrazio la maggioranza per aver accolto il mio invito a non presentare emendamenti, consentendo così un iter rapido e ordinato. Un ringraziamento va al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno per la puntuale e autorevole conduzione dell'Aula e all'opposizione per la disponibilità al dialogo, per il clima di collaborazione istituzionale che ha caratterizzato i lavori. Questo quando dichiara il Presidente della Regione siciliana Schifani, presente a Sala d'Ercole, con il governo completo durante tutto l'esame del disegno di legge. Il confronto, anche serrato ma sempre costruttivo, aggiunge Schifani, ha permesso così di migliorare il testo, gettare le basi per il lavoro che ci attende con la prossima manovra di luglio, nella quale ci impegniamo a reperire ulteriori risorse a favore delle fasce più fragili della popolazione. Ho ascoltato molto e accolto con attenzione i contributi offerti in aula anche da parte delle opposizioni, che è stata costruttiva. Quella di oggi è anche una prova di compattezza del governo, conclude il Presidente Schifani. Dopo alcune ingiuste polemiche di chi ci ha descritti come un esecutivo lacerato, i fatti dimostrano il contrario. Siamo uniti, coesi, determinati e pienamente concentrati sugli obiettivi che ci siamo dati per il bene della nostra Sicilia.